Ma noi, avete visto sul tavolo, c'è una voglia assoluta di cambiare, di modificare, di dare, di aprire questa bottiglia del liberalismo, della semplificazione che ci ha portato a vincere diverse volte le votazioni e avere anche la fiducia delle persone e in questo momento di non averla più tanto la fiducia delle persone, perché quando tu fai una serie di, di- di proposte e magari queste proposte non vanno attuate, la gente dice ma cosa avete fatto? Allora ne approfittiamo e speriamo che il governo e lo Stato non ci tradisca, ne approfittiamo per dire benissimo, col taglio delle province inizia una nuova primavera, la primavera della semplificazione, di rapporti diretti, così come era previsto quando sono nate le regioni. Quando sono nate le regioni si sono dette tagliamo le province, creiamo un rapporto diretto tra comuni e regioni, togliendo tutta una serie di enti che dovevano occuparsi, che devono occuparsi di qualcosa. Allora, questi enti, la manovra li prevede cancellati, solo gli enti regionali sono 4 milioni di compensi, sono 91 enti. Non dico di tagliarli tutti, ma se ne tagliamo il 70%, facciamo solamente del bene, soprattutto alla collettività, ma anche e soprattutto alla burocrazia, perché ne togliamo parecchi. La Lega vuole intestarsi il concetto del mantenimento delle poltrone delle province, lo faccia. Noi non vogliamo costringere nessuno, non vogliamo fare nessuna forzatura, ognuno è libero di fare quello che vuole, però si sappia che noi per questa strada ci crediamo e speriamo solo che non ci sia un tradimento, ripeto, un tradimento del livello governativo del governo che ci ripensi su questa mossa che secondo me è vincente.